festa di beneficenza qui alla festa di Santa Rita. Ci avviciniamo vicino a Carla, la nostra corrispondente sportiva che oggi è anche qua a fare la pesca di beneficenza. Carla, parlaci un po' di questo progetto della pesca. Oddio, io veramente sono la velina della titolare Rosalba. Rosalba, vieni un attimo. No, adesso sono impegnata. Lei è impegnata. No, niente, la Rosalba piace molto fare queste pesche di beneficenza e quindi molte volte ci siamo, prima delle feste, abbiamo fatto delle lettere, dei fax, anche delle grosse ditte di abbigliamento, di pelletteria, intimissimi, Marella ci hanno risposto e ci hanno mandato borse, costumi, diverse cose, sono state molto cortesi. Anche a Natale la Maina ci ha mandato un panettone da 5 kg, la Lavazza ci ha mandato caffè, tazze, e una ditta di libri ci ha mandato dei libri abbastanza nuovi da adulti così e da bambini. No, di solito partecipano tutti, contribuiscono tutti molto volentieri. È una bella cosa, una bellissima cosa anche in questo periodo di depressione. Sì, infatti invece collaborano tutti. Si vede la generosità anche del popolo italiano. Adesso una cosa che non c'entra, Carla, visto che tu sei la nostra nuova corrispondente sportiva, puoi farci un commento sul Casinina Calcio? Oddio, ancora! Sul ruolo anche dello sport a Casinina. Allora, il ruolo dello sport, diciamo che Casinina io l'ho sempre seguito fin da piccola perché mi è sempre piaciuto e diciamo che però in questi anni un po' sembra che per motivi economici forse il paese l'ha sentito di meno col fatto che i giocatori di Casinina ce ne sono, anche quest'anno sono stati 4 e diciamo che l'anno scorso, l'anno passato praticamente era una succursale del Gallo perché la squadra erano tutti del Gallo di Petriano e adesso finalmente l'abbiamo fatti fuori, no non è vero, e quindi per il prossimo anno, adesso visto anche perché il Casinina era in prima categoria che è più costosa, adesso siamo scesi in seconda, la seconda ovviamente è meno costosa però è anche più carina perché ci sono i derby vicini con lo skate, il tavoletto, invece adesso devo andare a Fano e quindi era molto poco seguita. Poi quest'anno con la neve abbiamo avuto il problema che ci crolla la tribuna e quindi siamo dovuti andare a giocare a Caprazzino, quindi anche lì era fuori casa, era completamente diverso. Segno nella schiena. E così, grazie Carla e grazie a voi sui tornei estivi di calcetto. Non sai niente. Lì devi chiedere a Enrica, guarda. Ok, andiamo a chiedere a Enrica. Grazie Carla.